A Padova, in fine Via Altinate, si può trovare una piazzetta Colonna. Questa piazzetta non si trova né a un incrocio di vie, non ha monumenti di rilievo e né tantomeno agli edifici che si affacciano su di essa. E soprattutto non c'è nessuna colonna. Per capire il senso dell'esistenza di questa piazza bisogna andare indietro alla seconda metà del Seicento, quando a Padova imperversava un certo bandito di nome Francesco Santuliana. Lui e la sua banda, oltre a soliti crimini tipo scippi o rapine, la cosa più grave che poteva fare, e che faceva molto spesso, era assaltare e depredare le imbarcazioni che scorrevano lungo i fiumi del territorio padovano. Contate che per la Repubblica Serenissima di Venezia il trasporto via fiume era in pratica l'infrastruttura maggiore, come se adesso assaltassero le autostrade, quindi questo non era soltanto un tipo di furto, ma era anche un vero e proprio attacco a un'infrastruttura chiave per un paese. Di conseguenza avevamo messo una taglia particolarmente alta sulla sua testa, ma nonostante tutto non riuscirono mai a catturarlo e lui continuava con le sue scorrerie. Questo fino al 1666, quando lui vide che le cose iniziavano a mettersi male, scappò da Padova e probabilmente cambiò nome. Santuliana sparì, però Padova, per dare un messaggio alla cittadinanza e anche a fare in modo che anche lui non potesse più tornare in città, rase al suolo la sua casa e mise un divieto eterno di costruire sul sito. Infatti, proprio dove c'era la sua casa, ora si trova la piazzetta Colonna. Si chiama piazzetta Colonna perché era stato eretto un monumento, una colonna commemorativa, ora sparita, messa come monito per tutte le future generazioni che avessero voluto imitare Santuliana.